Nelle discariche siciliane c'è ancora un po' di spazio perché il sistema di raccolta regga, alle attuali già precarie condizioni, solo fino a novembre. Così è partita la macchina organizzativa della Regione per spedire fuori dalla Sicilia già dall'autunno almeno 15.000 tonnellate di immondizia ogni 2 settimane, ad un costo enorme che porterà con sé aumenti della Tari a carico dei cittadini. Da qualche giorno sotto traccia la questione rifiuti è diventata centrale a Palazzo d'Orleans, come non lo era da mesi. Nello Musumeci ieri ha lavorato tutto il giorno a una nuova ordinanza che è stata poi rinviata, ma di cui si conoscono già i contenuti. Indicherà chiaramente che non c'è più alcuna alternativa alla spedizione fuori dalla Sicilia dei rifiuti, almeno della parte indifferenziata che non trova più spazio nelle poche discariche ancora attive. C'è ancora margine a Siculiana, Gela Trapani e qualcosa anche a Bellolampo, ma nulla di più. L'ennesima crisi estiva dei rifiuti, con incendi annessi purtroppo, come la storia della Sicilia insegna, ci inorridisce ma non ci lascia sbigottiti. Lo dichiara l'assessore regionale all'energia, Daniela Baglieri. Da tempo, aggiunge, abbiamo diffidato tutti i comuni siciliani ad aumentare la raccolta differenziata così da diminuire la quantità di rifiuti da smaltire nelle discariche siciliane, che a furia di ricevere più del doppio della spazzatura che dovrebbe essere conferita, si avviano verso la chiusura.